Centro Culturale Guttuso ripropone anche per la 20ª edizione l'arte e cultura siciliana Ignazio Buttitta, un programma che quest'anno si caratterizza per la moltitudine di appuntamenti, diciamo anche nuovi, che metterete in campo. Come mai, diciamo, aumentano questi inviti? Aumentano, la cosa è semplice, secondo me un'associazione, se vuole essere viva, vera, se vuole effettivamente avere una credibilità, deve rinnovarsi, deve cercare di dare alla gente centri di interesse maggiore, e quindi quest'anno abbiamo 2 appuntamenti importanti, che sono i gruppi storici musicali di Favara, che ci delizieranno proprio con le canzoni, ci faranno sognare con le canzoni degli anni 60, e poi avremo uno spettacolo teatrale curato da Lillo Montaperto, e protagonisti sono i soci del Centro Guttuso. Il tema dell'opera Nicola, detto Colapesce, è l'altruismo. Questo perché noi vogliamo dimostrare che il Centro Guttuso è fatto di soci che hanno alto il senso di appartenenza e soprattutto hanno alto il senso dell'impegno, del servizio verso gli altri. Gli appuntamenti sono tanti, ricordiamoli brevemente: venerdì al Teatro San Francesco il Festival della Canzone Siciliana, poi lunedì 3 dicembre Vita e Vite, il vino nella vita, per poi mercoledì 5 dicembre le nostre nonne cantavano i canti femminili di tradizione orale, per finire sabato 8 dicembre alle ore 16:30 con la classica cerimonia di consegna del premio Ignazio Buttitta. Ecco, come vedi sono appuntamenti tutti importanti, togliere qualcuno sarebbe sminuire quello che è il significato del premio Buttitta, perché il premio Arte e Cultura Siciliana vuole abbracciare la sicilianità a 360 gradi, quindi tanti temi, tutti importanti. I ragazzi che partecipano in maniera bellissima e con un entusiasmo straordinario con il Festival della Poesia Siciliana, infatti tante scuole della provincia, perché questo è il Centro Guttuso, non si regge solo con Favara. Il Centro Guttuso vuole incidere nel tessuto sociale della nostra provincia e perché no anche nella nostra Sicilia.